677 persone, 88 delle quali ospiti nei CAS del Padovano, il sistema pubblico di accoglienza riconosciuto dal governo per l'emergenza ucraina. In prefettura è stato un nuovo faccia a faccia tra tutti gli attori principali della cabina di regia. Il comune di Padova nelle ultime ore ha attivato un centralino che risponde allo 049 23 23 009. Abbiamo aperto ieri un centralino che può rispondere a richieste di informazioni e può ricevere richieste di offerte di disponibilità. Stiamo lavorando, l'indicazione è che i cittadini che hanno a disposizione alloggi liberi possono segnalarlo ai comuni e che poi metteranno in contatto i cittadini con gli enti gestori della rete CAS per ampliare la rete. In attesa dell'ordinanza della Regione, gli alberghi del Veneto. Alle terme, intanto, sono già state accolte in modo volontario una quindicina di rifugiati. Noi come sistema ricettivo restiamo a disposizione. In particolare nel bacino termale Euganeo, al di là di questa convenzione che sarà chiaramente a pagamento, abbiamo messo a disposizione nella fase transitoria di prima emergenza circa 200 posti letto. Ad oggi non sono ancora, diciamo così, è stato necessario ricorrere a questi perché tutta la rete dei CAS e dei SAI fino ad oggi è stata sufficiente, però rinnoviamo la nostra disponibilità. Pronti da subito altri 60 posti nei CAS, a cui se ne aggiungeranno 150 nei prossimi giorni. Ai rifugiati si raccomanda di presentarsi in questura per la registrazione e ai presidi sanitari per il tampone. Sono già stati effettuati in questi primi giorni di operatività da parte dell'ULSS 6 Euganea 907 test.